Ci sono voluti 3 anni, ma alla fine la costanza delle famiglie delle 7 ragazze morte nella tragedia del pullman Erasmus in Spagna è stata premiata e ci sarà il processo all'autista dell'autobus uscito fuori di strada mentre riportava le studentesse a Valencia dopo una gita. 3 anni tra tentativi di archiviazione e altrettante opposizioni da parte dei familiari. Finalmente a sorpresa la Corte d'Appello di Tarragona ha accolto l'ultimo ricorso delle famiglie delle 7 ragazze. Tra di loro c'era anche Elisa Valent, studentessa di filologia all'Università di Padova. Per lei è stato piantato un albero commemorativo all'interno del giardino di Palazzo Maldura. Elisa morì sul colpo assieme ad altre 12 giovanissime. Il processo dovrà stabilire finalmente le responsabilità dell'incidente avvenuto nella strada che collega Tarragona a Valencia. L'autista del pullman in un primo momento dichiarò di essersi addormentato alla guida, una versione confermata anche dalle consulenze sulla scatola nera del mezzo che rilevarono cambi improvvisi di velocità, come se il guidatore avesse avuto alcuni colpi di sonno, ma in un secondo momento l'uomo ritrattò la prima ricostruzione dei fatti. Anche la perizia sul mezzo dichiarò che era impossibile stabilire se ci fossero stati problemi ai freni, da qui le richieste di archiviazione, mai accettate dalle famiglie delle giovanissime italiane che non hanno mai smesso di chiedere giustizia per le loro figlie.